Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di venerdì 4 febbraio. Estorsione ai danni di un anziano, 4 persone sono finite a processo. La vicenda sarebbe avvenuta a Cortina nell'estate dello scorso anno. I 4, accusando un ottantenne di aver costretto una minorenne a dei rapporti sessuali, si sarebbero fatti consegnare del denaro con la minaccia di rivelare l'accaduto. L'uomo aveva consegnato agli imputati oltre 1.000 euro per porre fine alla questione, ma la reiterazione delle richieste lo ha alla fine spinto a denunciare tutto ai carabinieri. Da qui sono partiti gli accertamenti e il successivo procedimento giudiziario. Condanna a 8 mesi per mancata osservanza di un provvedimento del giudice. La sentenza è stata pronunciata nei confronti di un uomo sorpreso nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie, nonostante un divieto formalizzato dal tribunale. Decisive le immagini raccolte da una fototrappola installata dalla donna su consiglio dei carabinieri. L'uomo è stato più volte ripreso durante delle incursioni notturne a casa della vittima. In un'occasione aveva anche dimenticato una torcia, divenuta una delle prove chiave del reato. Oltre alla pena detentiva, sancito anche un risarcimento danni per 1.500 euro. Furto nel primo pomeriggio di ieri al panificio Bertagno di via Vittorio Veneto a Belluno. L'episodio si è verificato durante la chiusura per la pausa pranzo. I malviventi si sono introdotti nel locale forzando una porta laterale. Una volta all'interno hanno rubato il denaro rimasto in cassa per un valore complessivo di un centinaio di euro. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. Ha preso parte alla terza serata del Festival di Sanremo la carabiniera Martina Pigliapoco, balzata agli onori della cronaca nei mesi scorsi per aver salvato una donna intenzionata a suicidarsi a Perarolo. Pigliapoco, in servizio alla stazione di San Vito, era riuscita a sventare il gesto estremo che stava per compiersi sul ponte tibetano della località cadorina. Dopo essersi guadagnata il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al Merito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, la 26enne è stata invitata come ospite speciale all'Ariston, conquistandosi i complimenti del conduttore Amadeus per il suo gesto dello scorso 4 ottobre. Quando era riuscita a impedire che si spegnesse la vita di una madre di famiglia grazie a un lungo dialogo conclusosi nel migliore dei modi. Passiamo allo sport. Calcio Serie D, torna in campo domenica dopo il lungo stop dovuto al Covid la Dolomiti Bellunesi. Sfida in casa sul sintetico di Sedico contro la Luparense, terza forza del campionato. Fischio d'inizio alle 14:30. In casa nel volley maschile Serie 3 anche la Darolde Logistics Belluno, reduce dal successo di domenica scorsa contro il Fano. Questa volta la formazione allenata da coach Poletto se la vedrà alla Spessa Arena con il Montecchio Maggiore. Infine l'hockey Cortina KO nel derby veneto di Alps League contro l'Asiago. Nella terza gara del Master Round andata in scena ieri sera i vicentini si sono imposti per 4-2. sancendo la terza sconfitta consecutiva per gli ampezzani che saranno nuovamente impegnati domani quando all'Olimpico arriveranno i Falcons Fassa. È tutto con l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio ABM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.